Allora, siamo sempre con i nostri sindacati presenti, ovviamente maggiormente rappresentativi, CGIL, CISL. Allora, stava dicendo, un'altra questione è quella delle bollette. Certo. È stato stanziato un quid per venire incontro a questa tragedia dell'aumento dei prezzi, però secondo voi non è sufficiente? Che cosa? Scavazzin diceva bene prima, quello che sta avvenendo relativamente ai costi dell'energia è una questione che coinvolge il mondo intero e non può non essere che così. Sono, diciamo così, anche delle conseguenze, sono un effetto pandemico, sono un effetto della pandemia. Le filiere di distribuzione dei prodotti e quindi anche dell'energia sono state fortemente condizionate e lo saranno ancora da quello che sta avvenendo nel mondo relativamente anche al Covid. In Italia si sta intervenendo fondamentalmente su quelli che sono gli oneri, gli oneri di sistema, cioè tasse, quella parte, diciamo così, di bolletta che non riguarda strettamente la materia prima adoperata, ma appunto la tassazione, interventi di questo tipo. E quindi questo limiterà evidentemente un impatto che altrimenti sarebbe stato molto più consistente, si sarebbe potuto avvertire di più. Ma si avvertirà comunque perché io la bolletta l'ho ricevuta e quindi ho già potuto vedere che c'è un sensibile aumento nel consumo e nel costo del riscaldamento. Lo vedremo anche per quanto riguarda l'energia elettrica. Quindi, sì, stiamo parlando di riscaldamento ed energia elettrica. E quindi sicuramente questa cosa in parte sarà possibile contenerla con l'intervento che è stato fatto in sede di legge di bilancio e anche successivamente, perché adesso c'è un ulteriore stanziamento. Ma qui evidentemente va fatto un ragionamento più complessivo che non può essere solo quello dell'emergenza, perché noi abbiamo un problema riguardo alla politica energetica complessiva del Paese e poi avremo un problema da qui al prossimo anno anche di liberalizzazione del mercato e quindi di fine... Però è stata ancora prorogata, lì si va avanti. Abbiamo un altro anno di fronte, sì, però una delle cose, delle condizioni per ricevere i soldi dall'Europa del PNRR è anche che noi interveniamo nel regime della concorrenza e Draghi con una legge delega dovrà scrivere oggi una nuova normativa, legislazione sulla concorrenza. Lì ci sarà evidentemente anche da parte nostra qualche cosa da dire, perché un conto è privatizzarli questi servizi e un conto è liberalizzarli. Noi abbiamo già visto cosa è successo in passato riguardo i servizi, diciamo così, di pubblica utilità. Sì. Non sempre ne abbiamo beneficiato come consumatori, anzi molto poco, mentre invece ci sono stati fatti lauti guadagni da chi ha acquisito queste aziende che dovevano garantire quel minimo indispensabile per poter vivere. Ecco, io credo che una partita dovremmo giocarla insieme e credo che ci siano tutte le condizioni per farlo, proprio per garantire ancora una tutela del consumatore rispetto a dei servizi che non sono voluttuari, ma sono necessari per poter vivere dignitosamente. Scavazzin, cosa ne dice anche in questa partita? No, io sono d'accordo con quello che ha detto il collega Dario. È molto, giustamente ha parlato della questione dei consumatori, a cui io sono d'accordo ancora di più, ma è una partita molto ampia perché noi adesso ci stiamo limitando meramente ai consumatori, quindi lavoratori e pensionati, però pensiamo anche al costo magari che possono avere le imprese. Infatti sono anche le imprese, perché poi la filiera, no? Ci va a cadere sì, ma quindi anche l'aumento, ad esempio, penso ai trasporti, l'agroalimentare, le cosiddette cartiere, tutti quelle fabbriche che utilizzano dei cicli importanti. Per questo prima ragionavo su una questione anche di lungimiranza
che bisogna pensare a X anni, non nell'immediato, come diceva prima il collega. Stiamo ragionando comunque sempre in maniera difensiva o quantomeno per guardare nell'immediato e basta, quindi proprio ieri che c'è stato l'incontro in cui si parlava del PNRR qua a Padova. Infatti volevo arrivare anche a quello. No, sì. Ma in cui appunto si parlava di un ulteriore stanziamento di 3 milioni di euro per calmierare ulteriormente le bollette, però per dire anche lì è una panacea nell'immediato, cioè lì bisogna veramente fare un ragionamento di che politiche energetiche vogliamo, ma ripeto, non tanto per i lavoratori, pensionati, aziende, perché effettivamente, e se dobbiamo limitarci, dico io solo a un ragionamento italiano, quando secondo me, proprio perché, come diceva prima, siamo anche vincolati, in questo caso secondo me positivamente, da un cappello europeo, il cappello europeo secondo me deve esserci totalmente, nel senso anche qua di mercato libero, dovremmo veramente ragionare di mercato libero, ad esempio dell'energia, a livello europeo, non solo di Italia, oppure Francia, oppure Germania, perché magari la Francia ha le centrali nucleari, l'Italia no, siamo brutti, cattivi, cioè quindi è qua che manca paradossalmente, quindi una visione comune, reale, una visione reale comune da un punto di vista sociale in primis e anche economico in secundis, perché sì, è stato fatto l'euro, però poi anche quanta fatica sia per entrarci e quanta anche fatica per rimanerci. Quindi per questo ci sono delle cose che dobbiamo, secondo me, delle cose anche immediate, che potrebbe anche essere la diminuzione dell'IVA sulle bollette, cioè ci sono delle proposte che abbiamo anche come associazioni consumatori proposto al governo, quindi figuriamoci. Però dobbiamo ragionare proprio perché non è una cosa che riguarda solo determinate persone, ma riguarda anche proprio il ciclo economico dell'Italia, del Veneto, del nostro territorio, perché effettivamente poi se no è un cane che si mangia a coda. Perché comunque io veramente penso anche alle aziende stesse che se non c'è azienda non ci sono lavoratori e quindi noi, la mia idea, ma penso e parlare anche per il collega, è che vengano in realtà investimenti nel nostro territorio, che ci sia soprattutto investimento di buon lavoro, ovviamente, e proprio perché così sarà un volano fondamentale anche per avere servizi e quant'altro. Insomma, però effettivamente se no qua c'è il rischio che non solo non vengono fatti investimenti, ma magari chi c'è delocalizza paradossalmente. All'interno nell'ambito della stessa Europa magari. Sì, certo. Sì, certo. Secondo me ha ragione Scavazzini. Il problema di una politica energetica del paese, Italia, non può essere disgiunta da un ragionamento più complessivo, ma per rendere anche più forte e anche più efficace la soluzione che si trova. Draghi ha fatto capire che ci sono alcuni paesi che sono indirizzati e sono disposti, ben disposti a trovare insomma una condivisione per poter andare a redigere insieme una politica energetica o addirittura per poter acquistare insomma delle materie prime, no? Condividere una politica energetica. Ma ha detto anche, ha fatto capire che c'è una parte d'Europa invece che è nicchia da questo punto di vista. E qui insomma, parliamo di geopolitica, non parliamo più diciamo di questioni prettamente sindacali evidentemente, perché è chiaro che l'Europa o ritrova, no, una propria capacità di tenuta a 27 e se non è a 27 ha un gruppo un po' più coeso dell'Unione, o altrimenti il rischio è di fare il vaso di coccio fra vasi di ferro, mi pare abbastanza evidente. I buoni rapporti che si sono adesso allacciati con Germania e Francia lascerebbero ben sperare che appunto noi si possa far parte di questo nucleo forte, diciamo così, dell'Europa, che rilanci anche il senso politico oltre che economico dell'Unione Europea. C'è però appunto sullo sfondo anche un altro problema. Ora,
francamente è abbastanza paradossale che l'Europa ci chieda una legge sulla concorrenza per poter aprire, liberalizzare il mercato anche dei servizi pubblici e poi noi si debba subire il fenomeno delle delocalizzazioni anche all'interno della stessa Europa, perché le imprese che oggi minacciano di chiudere e di licenziare centinaia di lavoratori è per trasferire la produzione in Polonia piuttosto che in Slovenia. Quindi è evidente che questa cosa qui non può non essere presa in considerazione, perché dopo siamo un bel dire che le persone, i cittadini, i lavoratori non riconoscono quanto importante sia il sogno europeo, bisogna anche toccarlo con mano il sogno europeo e io credo che da questo punto di vista una legge, una normativa italiana sulle delocalizzazioni è urgente, perché oggi ci sono 69 vertenze al MISE, al Ministero dello Sviluppo Economico, ma solo oggi che siamo all'11 di gennaio. Ora, siccome lo smottamento del Covid, l'effetto pandemico sarà duraturo, durerà ancora qualche mese nel destabilizzare e ridisegnare, ricostruire quelle che erano le filiere di prodotto, di approvvigionamento e quant'altro, è chiaro che a fenomeni di questo tipo noi dovremo far fronte, ma è anche vero che una soluzione debba essere portata in primis dal governo italiano in sede europea per poter essere affrontata come si deve all'interno dell'Unione Europea. Chiaro. Un'altra questione, vabbè, richiederebbe tanto tempo, però volevo solo che venisse nel caso accennata, lei prima, il PNRR. Abbiamo avuto appunto la ministra che è venuta qui a parlarne e c'è un po' di amaro in bocca relativamente a questo. Perché? Perché tutto sommato per quanto riguarda le realtà diciamo del territorio sembra che non sia arrivato poi quanto si auspicava arrivasse, però tutto non è andato come doveva. Cosa ne pensate voi come parti sociali che comunque siete coinvolti, quindi entrambi? Partiamo da... Allora, tanto faccio una premessa in cui in questo caso le parti sociali abbiamo sottoscritto il 23 dicembre un accordo col governo, in particolare il Ministero del Lavoro, CGIL, CISL e UIL, in cui dobbiamo essere coinvolti sia a livello nazionale sia anche a livello territoriale per le progettualità, insomma, e questo è già un buon punto di partenza. E ovviamente la cosa anche qua è più anche di modalità, di abitudini. Qua il PNRR non sono soldi a fondo perduto che arrivano a pioggia e tanti saluti. Qua ci vuole una rendicontazione, in questo caso nell'incontro appunto di cui si accennava ieri si spiegava anche questo. Quindi per questo è necessaria una presenza, una coesione e una sinergia tra sicuramente parti sociali, parti datoriali e la politica. Quindi se questi tre attori, tra cui siamo appunto anche noi in primis, non c'è un'unione di intenti e la finalità importante e risultati tangibili, perché è questo che si chiede a differenza del passato, anzi se guardiamo bene nel passato non arrivavano manco soldi, se non, se uno ci pensa magari la PAC, queste cose, ma se no non arrivavano fondi così. Certo, da qua al 2026 io non la farei, io la vedo sbagliato metterlo tipo nord contro sud, no, assolutamente. No, perché a me viene più il dubbio che sia un modo per far vedere il dito più che la luna. Dobbiamo ragionare invece sul nostro territorio cosa realmente si può fare. Il sindaco Giordani spiegava anche tutta una riqualificazione importante della città di Padova stessa con questi fondi. Io che seguo anche il territorio di Rovigo, c'è anche la questione della ZLS
che riguarda 16 comuni polesani e la parte di Marghera del Veneziano, quindi anche lì sono ulteriori investimenti e ulteriori cose che, come parti sociali, ripeto, politica e associazioni datoriali, dobbiamo metterci le mani in pasta, non è che viene la manna dal cielo. Quindi per questo, secondo me, mi permette, meno parole più fatti, cioè dobbiamo fare veramente tanti progetti e essere parte attiva, perché sennò è un momento unico, irripetibile. Dico anche, spererei che fosse così, perché è nato da un problema come una pandemia mondiale. Però potrebbe essere risolutore di molti problemi, assolutamente. Certo, però solo se abbiamo una visione e ragioniamo sui giovani, ad esempio, giovani, ricerca e quant'altro per il futuro. Chiaro, siamo un po' in conclusione, cosa ne pensi? Io sono d'accordo su quello che diceva Scavazzini, il problema secondo me non è tanto quantitativo quanto qualitativo, cioè le risorse che sono messe a disposizione possono essere una quantità sufficiente a fare da volano per uno sviluppo futuro e per diciamo così, motivare altri investimenti, quelli privati. Per quanto riguarda Padova, il PNRR su Padova ha il piatto forte nelle 2 linee del tram. È tanta roba. Perché? Perché ridisegnare la mobilità del capoluogo significa evidentemente ridisegnare urbanisticamente in senso più generale la città. Quindi è un aspetto importante. E quindi il fatto che la linea del tram, una delle 2, sia quella che può servire a risolvere un problema di mobilità per il futuro ospedale, per la sua localizzazione, per la localizzazione del futuro ospedale, significa molto in termini anche di ridisegno e di riqualificazione complessiva di quel quadrante della città. Perfetto, quindi secondo me il problema è più qualitativo. Dopo è chiaro che si vorrebbe sempre di più, ma è anche vero che questa è un'occasione e deve essere un'occasione, secondo noi, per creare lavoro buono e stabile, e qui molto possono e devono fare le stazioni appaltanti. Vabbè, è sempre tutto un altro capitolo. Infatti. Esatto, nel decidere il quale capitolato d'appalto e quale appalto appunto far vincere per realizzare queste opere. Appunto questioni sindacali. Esatto, allora questioni sindacali le riapriremo, quindi adesso abbiamo avuto questa introduzione su questi aspetti che erano comunque importanti, urgenti, anche di chiarificazione, perché altrimenti le persone non riescono più a racapacitarsi. Io vi ringrazio, faremo un'altra volta con altre questioni che emergeranno e poi ci sono purtroppo sul tavolo diverse problematiche. Con questo titolo veniamo quando volete. Benissimo, mi fa molto piacere, io vi ringrazio, vi auguro buona serata intanto, ma buon lavoro, visto che ne avete anche da fare. Grazie. A voi telespettatori, Grazie. restate con noi, abbiamo la pubblicità, poi ritorniamo insieme.